Ma è una battaglia del Movimento 5 Stelle semplicemente perché siamo stati coerenti, perché se è una cosa che cercano di fare tutti i partiti dal 1983 ma senza reale convinzione non l'hanno mai fatta, siamo arrivati noi da 2 anni in maggioranza e l'abbiamo portata a casa con ben 4 votazioni, direi che c'è una reale e coerente convinzione. A tutti i cittadini dico: non si taglia la rappresentanza, non si taglia la democrazia, tagliamo quel terzo di parlamentari già oggi assenteisti, perché già oggi circa 300-350 parlamentari non si presentano mai o quasi mai in Parlamento, caso sono i soliti potenti, proprietari di gruppi editoriali, proprietari di televisioni, gli avvocati, i commercialisti del Berlusconi di turno. Lo rendiamo con un numero giusto di parlamentari, lo efficientiamo. La prossima riforma però, subito dopo con il sì dei cittadini, è quella di permettere scusate, a tutti i cittadini di scegliere un numero giusto di parlamentari, come con le preferenze. Diamoci una mano, spero che anche la Lega sia d'accordo che lo voti in Parlamento, quindi un Parlamento fatto da un numero giusto, non più così ampio, troppo ampio, di parlamentari, tutti eletti dal popolo. Lì sì che ci si potrà sfidare faccia a faccia.